Va ora in onda Regioniamoci Sopra. Conduce Giuliano Zulin. Buongiorno amici, Radio Libertà, Giuliano Zulin con voi, Regioniamoci Sopra. Come sempre parliamo dei temi che danno fastidio a qualcuno, nel senso che l'ha detto anche il ministro Roberto Calderoli al Festival dell'Economia di Trento sabato scorso. Ha detto: noi andiamo avanti sull'autonomia, solo che ogni volta che si fa qualcosa c'è, lui dice, non qualche ministro col quale magari si va anche d'accordo chiaramente, ma qualche burocrate, dirigente, gran commis che opera, lavora, vive a Roma, che ovviamente ha paura di perdere qualcosina a livello di potere, che poi in realtà non è che perdi potere, ma magari lo migliori anche il tuo potere, perché se un territorio gestisce meglio una materia, di competenza, una spesa, poi anche il dirigente di Roma fa anche più bella figura, no? Cioè, onestamente. Anche perché poi, diciamolo, come dice il ministro Calderoli, era nel programma di governo l'autonomia? Sì. Si è provati a portarla avanti con leggi approvate tra l'altro dal Parlamento, poi si son messi la raccolta firme, 4 regioni che hanno fatto un ricorso presso la Corte Costituzionale, la quale poi è intervenuta di fatto riscrivendo la Costituzione, volendo, però va bene, rispettiamo, siamo in democrazia e si rispettano le regole chiaramente, però a quel punto lì, non puoi non andare avanti su un qualcosa che hai promesso agli elettori, anche perché poi sai, gli elettori adesso si discute molto se la legislatura finisce prima, dopo, durante, cioè l'elettore dice: ti ho votato 2022, arriviamo al 2027 e riproponiamo poi la stessa coalizione. La coalizione dice: ok, cosa avete fatto in questi 5 anni? Fisco, lavoro, ma anche che riforme avete fatto. Una era quella della giustizia, è stata portata avanti, il referendum l'ha cassata, c'è poco da dire. Rimane l'autonomia, oltre che per esempio anche il famoso premierato. L'autonomia è un qualcosa che, lo diciamo sempre qui a Regioniamoci Sopra, non è del nord, è partito qualcosa al nord, un germoglio, no, chiamiamolo così, decenni fa, ma fa bene a tutti anche perché permette al cittadino di capire poi dove sono gli sprechi, dove sono gli amministratori bravi e dove ci sono quelli che invece andrebbero mandati a casa immediatamente. Comunque ci siamo. La roba bella è che entro il 13 luglio, data riferita dal ministro Calderoli, qualcosa dovrebbe uscire, nel senso che dovrebbe uscire appunto una doppia valutazione del Parlamento che dirà ovviamente sì, presumiamo in base alla maggioranza che del centrodestra, che ha portato nel suo programma appunto l'autonomia, e una legge che una valutazione del Parlamento che di fatto poi darà al governo un anno di tempo, quindi in teoria si può arrivare serenamente entro la fine della legislatura all'approvazione di uno schema che è quello del conferimento di 4 materie a 4 regioni, che sono Lombardia, Veneto, Piemonte e Liguria. Una è la protezione civile, una è la previdenza complementare, che sembra una cavolata ma è fondamentale per il semplice fatto, cioè previdenza, i lavori, praticamente i lavori, intervenire sulle materie del lavoro, che sembra una cavolata ma ogni regione ha la sua specificità. E poi ci son 2 voci riguardanti la sanità, tema caldissimo ovviamente, non solo per il clima che c'è fuori, ma proprio per il semplice fatto che uno interviene sulla possibilità di investire in nuove strutture, la famosa edilizia sanitaria, quindi poi ne conseguono macchinari non solo, e l'altra è il tema di che una regione che ha 2 soldi in più che gli avanzano può investire in stipendi per il personale medico, sanitario, infermieri, medici, non solo, affinché poi i servizi siano migliori. Non apriamo il solito capitolo che al nord le liste d'attesa sono intasate anche perché molta gente viene a curarsi dal sud, e molta gente viene a curarsi dal sud anche perché, lo diciamo sempre qui a Radio Libertà, non c'è una sperequazione che il nord prende più soldi rispetto al sud per quanto riguarda il Fondo Sanitario Nazionale. I criteri sono gli stessi, ovviamente, le cifre sono elargite chiaramente in base a dei criteri ben precisi fissati a Roma,
Poi se uno le spende bene i soldi o le spende male, questo è un altro discorso. A proposito di spesa, proprio anche m'è venuto in mente, visto che si parla molto dei vincoli europei, del 3% che in teoria la UE non vuol darci, come dire, la possibilità di sforare, di fare un po' di più di debito, ma non certo per sprecare, ma per eventualmente tagliare le bollette o le accise sulla benzina, il diesel e il carburante, visto che ormai siamo a più o meno quasi 3 mesi col petrolio a $100, quindi con la benzina, anzi in particolare il diesel, più o meno sempre sui 2, 2,1 € al litro, che non è proprio bene per quanto riguarda chi ha le auto diesel, ma anche dell'autotrasporto, visto che poi l'80%, 90% circa del trasporto merci in Italia ancora funziona su gomma, quindi tir, camionisti e via. Autotrasportatori volevo dire, non mi veniva la parola. Ma il tema è, ehm, siamo qua a litigare per lo 0,1, 0,2, 0,3 per farci sforare. La UE non vuole, insomma ci sono da rispettare dei parametri, anche perché se sfori poi dopo sale lo spread, quindi vuol dire che devi pagare più di interessi pubblici sul debito pubblico, insomma il cane che si morde la coda. Ma in realtà, a proposito di ragioniamoci sopra, di regioni come spendono i soldi, ci viene in soccorso un report, anzi un rapporto proprio che fa ogni anno la Ragioneria Generale dello Stato. Ragioneria Generale dello Stato che stabilisce qual è la spesa regionalizzata. Allora, tiro giù qua dei numeri per non sbagliare, me li guardo. In sostanza, nel 2024, che è l'ultimo anno di fatto disponibile praticamente, uhm, che ha fornito di fatto la Ragioneria Generale dello Stato, ma non è che cambi tantissimo. Allora, la spesa pubblica complessiva dello Stato si aggira sugli 876,5 miliardi di euro. 876,5 miliardi di euro ogni anno lo Stato spende tra investimenti, stipendi, pagare pensioni, servizi, opere pubbliche, bla bla bla. 342 miliardi,7 sono quelli che è la spesa che potrebbe essere definita regionalizzata, cioè che è demandata ai territori, più o meno il 39%, perché il resto della spesa chiaramente, ne so, difesa, le pensioni e tutto, chiaramente ovviamente appannaggio dello Stato centrale. Però restiamo su questi 342 miliardi, che sono il 39% della spesa. A questi di fatto togliamo chiaramente un po' di soldi che sono quelli legati ai pagamenti degli interessi sul debito pubblico, restiamo con 293,5 miliardi. 293 miliardi è la spesa regionalizzata pura, nel senso che è demandata appunto ai territori, alle regioni. E come spendono le regioni questi soldi? Allora, la media italiana è di 4.977 euro pro capite, cioè lo Stato a ogni cittadino a livello regionale, attraverso le regioni, versa 4.977 euro. Chiaramente la gran parte della voce è legata alla sanità. Andiamo a vedere però come funziona questa spesa, chi spende più, chi spende meno. Allora vediamo che la Lombardia è la regione che spende meno a livello pro capite, cioè 3.356 euro. La media Italia è 4.977, la media Lombardia è 3.356 euro pro capite, spesa pubblica regionalizzata. È il valore più basso di tutta Italia, nonostante, lo diciamo, ma non che lo dico io, lo dicono i dati, sia la regione che offre più servizi ai cittadini, dalla sanità al welfare e non solo. Se andiamo a vedere le altre regioni, ovviamente quelle che percepiscono più soldi di tutti, che spendono più soldi di tutti pro capite a livello di cittadino, troviamo la provincia di Bolzano, 12.000 euro per abitante, che sono addirittura 8.753 euro più della Lombardia, è una cifra della Madonna. Poi andiamo alla Val d'Aosta, 11.980 euro, che sono 8.644 euro pro capite più della Lombardia. Pensate a un cittadino della Val d'Aosta che lui riceve sotto forma di servizi pubblici all'anno 8.600 euro in più, quindi è ovvio che sta meglio. Trento 10.802, poi abbiamo altre regioni ordinarie.
La regione Sardegna arriva a 8.103 euro, che sono quasi 5.000 euro più della Lombardia. Il Lazio, perché chiaramente c'è una marea di amministrazioni pubbliche, quindi poi lì la media della spesa regionalizzata è più alta. Il Lazio è sui 7.400 euro, che sono 4.000 euro in più della Lombardia. È chiaramente un dato gonfiato. Poi sopra la media Italia, che ricordo essere di 4.977 euro spesa pro capite pubblica regionalizzata, c'è la Sicilia con 6.243, Molise 6.000 euro, Liguria 5.300, Basilicata, Calabria 5.100 euro, Abruzzo 5.000, Campania 4.700 euro, leggermente sotto la media, così come la Puglia 4.590, Umbria 4.350, Marche, Toscana, vabbè, andiamo avanti. Le regioni, diciamo, in fondo alla classifica per spesa pubblica regionalizzata sono l'Emilia Romagna 3.977 euro, Veneto 3.783 euro e appunto la Lombardia, che dicevamo prima essere a 3.356 euro. È la regione che spende a livello pro capite, a livello regionale, quindi con la sua spesa regionalizzata, meno di tutti. Rispettivamente 641 euro pro capite per i cittadini dell'Emilia Romagna, 477 euro in più per abitante per i cittadini del Veneto. Allora noi facciamo un calcolo adesso teorico, no? Cioè, allora, se tutte le regioni spendessero come la Lombardia, diciamola tutta, la differenza qual è? La differenza è appunto 1641, cioè tra 4.967 spesa media regionalizzata per abitante, media Italia, e 3.336 euro per la Lombardia, fanno 1.641 euro. Moltiplichiamoli per i cittadini italiani, ci viene fuori insomma una cifra che la differenza è l'Italia risparmierebbe 96,8 miliardi l'anno. Cioè, ripetiamo, se l'Italia, le regioni spendessero tutte come la Lombardia a livello pro capite, l'Italia complessivamente risparmierebbe 96,8 miliardi l'anno. Allora, con 96,8 miliardi l'anno, cosa si può fare? Beh, allora, cosa si può fare? Io mi sono fatto un po' di conti, l'ho scritti anche sulla Verità. Allora, innanzitutto prendiamo il deficit PIL, prima parlavamo della UE che ci rompe un po' le scatole sul 3,01, 3,07, 3,1, non puoi sforare le case di salvaguardia, bla bla bla. Beh, innanzitutto possiamo dire che saremmo in un surplus ogni anno, altro che deficit PIL. Non ci sarebbe il deficit PIL, sarebbe surplus PIL e il surplus più o meno sarebbe dello 0,4. Adesso siamo in deficit del 3, cioè meno 3% rapporto su spesa annuale sul PIL, invece saremmo a più 0,4%, 9 miliardi e 6 più o meno l'anno di PIL. Quindi appunto da essere un paese sempre in deficit sarebbe un paese sempre in surplus. Insomma, allora uno dice, vabbè, ma vogliamo andare a intervenire sul debito? Beh, allora se facciamo i conti, in 10 anni il rapporto debito-PIL, che adesso è sui 134%, scenderebbe al 70-80%. In 20 anni il debito scenderebbe più o meno di 1.000 miliardi. In 30 anni possiamo dire che quasi si azzererebbe il debito pubblico. In che modo? Se le regioni tutte spendessero come la Lombardia a livello pro capite. Perché appunto, lo ribadiamo, ci sarebbe un risparmio per lo Stato di più o meno 96,8 miliardi l'anno. Quindi voi capite che in 30 anni adesso, siccome c'è tutta l'emergenza, chiaramente pensioni, spesa pubblica, interessi sul debito, noi se andassimo ad aggredire il debito potremmo abbatterlo, azzerarlo in 30 anni, solo se tutte le regioni spendessero come la Lombardia. Ovviamente questo è un calcolo teorico, ovvio che poi la pratica è un'altra cosa, ma questo ci fa capire quanto si spreca. Ovvio che magari non sarebbero 96 miliardi nella realtà i risparmi, benissimo, sarebbero un po' meno, va bene, comunque risparmieremo. Restando poi tra l'altro al tema di cosa si può fare con questo risparmio, ipoteticamente diciamo vabbè, non me ne frega niente di abbattere il deficit PIL perché tanto che me ne frega, l'importante è far crescere il PIL.
Vogliamo andare, non ce ne frega niente di abbattere il debito pubblico, va benissimo, però magari vogliamo invece far del bene ai cittadini tagliando le tasse, visto che qua se ne parla sempre, ma si fa una fatica bestia a tagliare le tasse proprio perché il debito è alto, proprio perché ci sono i vincoli europei, proprio perché tutto quello che sappiamo dalla mattina alla sera. Con 96 miliardi l'anno, in poche parole, a spanne, proprio buttarla lì greve, si potrebbe tagliare di 2.330 € l'IRPEF a tutti i cittadini, così, a tutti i contribuenti. 2.330 € in meno. 2.330 € in meno vuol dire che salta fuori una vacanza, salta fuori, che ne so, che si cambia qualche elettrodomestico in casa, salta fuori che si fanno dei regali ai nostri familiari, salta fuori che possiamo investirli, che ne so, in un fondo nella previdenza complementare, buttiamo lì, che ne so, 200 € al mese e ci creiamo il nostro secondo pilastro previdenziale. Con questi 2.330 € se tutte le regioni spendessero come la Lombardia. Lo Stato risparmierebbe, ripetiamolo, 96,8 miliardi e lo Stato decidesse di devolvere tutto questo risparmio ai cittadini, ai contribuenti che versano l'IRPEF, meno 2.330 € dal più povero, tra virgolette, al più ricco. Allora uno potrebbe dire, beh no, il ricco non è che gli taglio 2.330 €, sarebbe da intervenire su chi chiaramente paga le tasse e vorrebbe vedere qualcosa in più. Ebbene, con 96 miliardi, cioè se lo Stato, le regioni, scusate, spendessero come la regione Lombardia pro capite, si risparmierebbero 96,8 miliardi e tutti i contribuenti fino a 28.000 € lordi, quindi tantissimi, parliamo anche non solo i contribuenti lavoratori, ma anche i pensionati, non pagherebbero più tasse. Cioè ci sarebbe la famosa, no flat tax, no tax area, non mi veniva la parola, no tax area, fino a 28.000 €. Cioè praticamente uno fino a 28.000 € non ci sarebbero tasse. Il che vuol dire che quando tu i 28.000 € togli i contributi così, lo stipendio quanto è? Ben più alto, no, cioè ma molto ben più alto, anche perché più o meno paghi un 23% di IRPEF e ti viene fuori un 6-7.000 € l'anno. Immaginate uno che guadagna 27.000 € l'anno lordi, che poi se vogliamo far diviso 2 sono 1.200, 1.300 qualcosa, 1.500, 1.600 al mese, praticamente ne porterebbe a casa più o meno quasi 300-400 € in più. Arriverebbe a spanne, adesso lo dico malissimo, quasi sui 2.000 € netti al mese. Insomma ragazzi, cioè ragazzi, ma insomma. Cioè questo ti fa, capire che la matematica non è un'opinione, punto primo, ma soprattutto la matematica non dovrebbe essere un'opinione neanche per la politica, perché la politica, anche qua appunto noi chiediamo giustamente alla UE di liberarci un attimo i cordoni per spendere qualcosina in più, proprio per tagliare le accise, proprio per ridurre il peso delle bollette, visto che c'è la guerra, visto che non arriva il petrolio, visto che il gas comunque è pur sempre il doppio rispetto alla pre-invasione della Russia. Però, cioè, guardiamoci anche in casa nostra. Noi parliamo sempre di autonomia perché l'autonomia ti permette di spendere l'autonomia non solo ti permette di tenere le risorse che produci nel territorio, questo vabbè sarebbe un sogno, ma ti permette di spendere meglio, di essere un po' più buon padre di famiglia secondo il codice civile. Cavolo, l'autonomia, ti fa risparmiare, l'abbiamo appena detto, con un calcolo teorico, no, ma basandoci sui dati della Ragioneria Generale dello Stato, non certo sui dati di qualche ufficio studi o qualunque o fatti da me a casa in cameretta. Cioè proprio dati che ti dicono: non risparmierò 96,8 miliardi, okay, ne risparmierò 70, 50, vabbè ma con 50 miliardi l'anno in più son 2 finanziarie più o meno. Cioè a volte qua si dice: "No, ma la manovra", lo sapete tutti, no, da settembre fino a dicembre c'è questo
assalto in commissione, cambia il comma, rivedi, poi si arriva a Natale, tra Natale e Capodanno che si vota la fiducia, si arriva all'ultimo col maxi emendamento del governo per limare le ultime cose, che poi più o meno ci sono sempre delle mezze fregature, perché aumenta le accise sulle sigarette, aumenta magari il bollo per il passaporto, aumenta qualcosa. E cioè qua però se noi spendessimo meglio, cavolo, cioè staremmo meglio. Che non vuol dire buttare i soldi, perché poi i risparmi, appunto, come abbiamo appena detto, li puoi destinare per abbattere, anzi no, azzerare e arrivare al surplus del deficit, per abbattere o arrivare addirittura in 30 anni ad azzerare il debito pubblico, ma magari appunto noi diciamo un po' abbatto il debito, un po' taglio le tasse e taglio le tasse veramente, cioè la gente non che si vede 30 €, 20 €, per carità che son sempre buoni ovviamente, ci mancherebbe, nessuno sputa neanche su 1 € per terra, lo raccogliamo se lo troviamo ovviamente, ma avere la possibilità di dire: "Ho 300 € in più al mese, 200 € in più al mese, 2 per 13 quanto fa? 2600. 2600 € in più all'anno." Adesso la dico male, a volte si dice: "Ah, ma la natalità, quello non fa i figli, i soldi, cose", cioè e poi soprattutto questi sarebbero soldi di risparmio che andrebbero non sempre ai soliti, col fa come dire, meno abbienti. Ciò non toglie che ovviamente chi ha poco lavoro, che ha una pensione minima non deve pagare le tasse, ci mancherebbe altro, adesso non è che stiamo a dire che devono pagare le tasse. Però una delle cose dove non si riesce mai è dare una mano al cosiddetto ceto medio. Ci ha provato un po' questo governo, arrivando fino ai diciamo con 35.000, lì c'è stato il PD che ha detto: ma no, ma i ricchi", ma quali ricchi? Cioè uno aveva 35.000 € con assicurazioni, da pagare, costi delle banche, costo della vita, tutto quello che ne consegue, spese, l'inflazione che non viene mai conteggiata in nessun se non nella statistica, ma poi nella realtà è doppia, perché poi nella realtà è doppia, giustamente anche perché gli stipendi sono fermi a 1990 come parità di potere d'acquisto chiaramente. E allora qua se tu, come dire, imiti la Lombardia, imponi che le regioni imitino la Lombardia nella spesa regionale pro capite, insomma, porca miseria, cioè tutti i cittadini sarebbero felici. I cittadini non migrerebbero per andare a curarsi perché magari arriverebbe un'infrastruttura, una struttura, un'attività, qualcosa in un determinato territorio. Migliorerebbe tutto, il pensionato sarebbe meglio, il lavoratore dipendente con uno stipendio, ripeto, fino ai 28.000 € potrebbe addirittura non pagar tasse, nell'ipotesi massima chiaramente, se destinassimo questo risparmio di 96 miliardi l'anno alla riduzione dell'IRPEF per una certa fascia, ovviamente non per il ricco, chiaramente. E cavolo, cioè siamo in presenza di qualcosa di, innovativo. E le cose innovative, lo dimostra anche il recente, dato elettorale di Venezia, sono quelle che poi piacciono di più alla gente e che premiano anche il coraggio. A Venezia ci fu Brugnaro 10 anni fa e oltre, che ebbe il coraggio di creare qualcosa di nuovo, le famose lista fucsia che, permise a Brugnaro e al centrodestra di vincere, per 10 anni, governare Venezia e devo dire cambiarla in bene, perché basta anche solo dire che la raccolta dei rifiuti son cambiati gli orari e la città è meno sporca, banalmente. Poi adesso ha vinto, Simone Venturini, prima c'era l'onda fucsia, a Venezia c'è l'onda gialla. Simone Venturini che è uno delle prime cose che ha detto: "Ragazzi però", l'ho detto anche a Martella, lo sfidante diciamo del PD: "A Roma bisogna pensare che Venezia è particolare, deve avere uno status particolare". Si sta discutendo, è stata la prima votazione sul disegno di legge costituzionale per Roma Capitale, per dare uno status particolare a Roma, sia a livello legislativo che anche chiaramente finanziario. Venezia, che è unica chiaramente nel mondo, non in Italia, meriterebbe secondo me uno status particolare, un'innovazione, cosa che Venturini, che è stato assessore alla casa, al turismo, alla coesione, insomma ha sempre lavorato per il suo territorio e per capire come migliorarlo, per dargli un qualcosa di unico,
che possa fare del bene ai cittadini, e i cittadini si fidano, tant'è che la lista Venturini ha preso circa il 30%, la più votata a Venezia. Simone Venturini senza partiti dietro, tra virgolette personali, ovviamente, poi ovviamente è rappresentato dal centrodestra. Stessa roba lo diciamo adesso per Milano. Milano si va a votare l'anno prossimo, il PD sappiamo che litigano per le poltrone, il centrodestra secondo me avrebbe la possibilità di dire qualcosa di nuovo. Abbiamo appena fatto il calcolo di quanto potrebbe risparmiare un cittadino lombardo se tutta Italia spendesse come la Lombardia, quindi anche il cittadino lombardo ne beneficerebbe della virtuosità della regione o comunque di tutte le città e i territori regionali. Ebbene, Milano potrebbe maggiormente beneficiarne se dicesse: vorrei diventare una città-stato all'interno dell'Italia, all'interno dell'Unione Europea, non sfasciamo niente, ma Milano merita uno status particolare. Uno dei punti del programma, secondo me innovativo, che potrebbe attirare attenzione e voti, soprattutto, è proprio dire Milano città-stato. Noi ci sentiamo la prossima settimana qui su Radio Libertà, ragioniamoci sopra. Da Giuliano Zulin, come sempre, buona autonomia a tutti. Ciao. Avete ascoltato Regioniamoci sopra.